Beh, per me la Littorina è stata un'esperienza che ricordo veramente con tanta nostalgia. Io ho viaggiato 3 anni da Maniago a Sacile, dal 73 al 76, e sono stati degli anni veramente bellissimi perché c'era complicità con tutti gli studenti, con tutti i ragazzi che si conoscevano, che viaggiavano in treno, e chi saliva da Maniago, come nel mio caso, teneva il posto sfidando le ire degli altri viaggiatori, teneva il posto, per cui ci si ritrovava in uno scompartimento da 4, ci si ritrovava ammassati in 8-10 persone. Se qualcuno dimenticava l'abbonamento, per evitare di prendere la multa, c'era sempre chi glielo passava sotto, per cui c'era proprio una complicità. Begli anni. Qualcuno si è conosciuto, si è fidanzato, si è sposato, un'unione che dura tuttora con figli. Sono nate delle bellissime amicizie e tornerei indietro. Poi c'era qualcuno che faceva anche il pagliaccio, tra virgolette, saliva dal finestrino. Abbiamo anche fatto una petizione per poter aggiungere una corsa a quelle già esistenti, perché chi come me frequentava le magistrali finiva alle 2 e il treno precedente, il primo treno era alle 1:10 e poi se no bisognava partire alle 4. Grazie a questa petizione hanno aggiunto una corsa alle 3:15, per cui si arrivava a casa ad un orario più decente. A prova della complicità proprio che si è restaurata durante tutti quegli anni, 3-4 anni fa, forse anche 5, abbiamo organizzato una cena della Littorina con tutti quelli che hanno viaggiato dagli anni 60, 70, 80. Ed è stato veramente bello ritrovarsi tutti quanti assieme dopo 30-35 anni, ed è stato come proprio non essersi mai persi di vista. Veramente abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro per cercare tutte le persone che viaggiavano, ed è stato bello, veramente bello potersi ritrovare. Io sì, perché insomma comunque è un'opportunità che se viene sfruttata bene è positiva perché il territorio lo merita e ci sono bellissimi posti da poter visitare, e deve essere sfruttata al meglio sicuramente. È all'inizio, per cui bisogna avere anche un po' di pazienza, i servizi ci sono. Speriamo che vengano risolti. Eccola, se ne sta andando. Sì, quando scendevo e la vedevo scomparire e poi il mattino dopo la vedevo riapparire e salire, veramente risalire. Io sono risalita, logicamente le emozioni sono diverse, però è come ritrovare sempre le persone. È come un tuffo nel passato proprio, sì, fa veramente tanta nostalgia rivederla. Ciao, noi siamo ex studentesse che frequentavano la Littorina negli anni '80. Siamo contente della riapertura della ferrovia e dedichiamo a tutti coloro che la useranno e ci saliranno il prossimo brano musicale. Il brano Littorina Blues. E la Littorina, la correva dritta, su dopo le rive, la correva dritta, da Glemona Sazil, all'era una saezza. Ti te lo saveve, te l'aveve dita. Ti te lo saveve, te l'aveve dita.
che la Littorina sarebbe ripartita, che la Littorina sarebbe ripartita. Regionale del servizio è in arrivo sul primo binario.